Grazie Presidente. Questa IRI verte sulle visite oculistiche pediatriche. Fin dai primi mesi di vita di un bambino è fondamentale verificare il corretto e armonico sviluppo della funzione visiva, individuando e trattando precocemente eventuali anomalie, poiché in base ai sintomi sono stati definiti alcuni criteri clinici di priorità per l'accesso alla visita oculistica pediatrica, con urgenze da eseguire entro 24 ore, priorità brevi entro 10 giorni, differite entro 30 e programmabili entro 180 giorni. Abbiamo presentato questa IRI perché ci sono pervenute alcune segnalazioni secondo cui le visite oculistiche pediatriche prenotate con urgenza presso l'ASUFC nel febbraio del 2025 sarebbero state eseguite soltanto nell'ottobre del 2025. Tutto ciò premesso, interroghiamo la Giunta regionale per conoscere i tempi medi di attesa delle visite oculistiche pediatriche, garantiti dalle aziende sanitarie regionali dal 2022 ad oggi, distinguendo tra strutture pubbliche e private convenzionate. Grazie. Assessore. Ci riferiamo a tutte le aziende, ma in particolare a quella che ha la fattispecie più numerosamente coinvolta, che riguarda, data la condizione della visita oculistica pediatrica del Burlo Garofalo, che ricordo essere centro di riferimento regionale per le discipline pediatriche e che accoglie la maggior parte delle richieste e rappresenta un presidio di riferimento per l'intero territorio. Questo tenendo conto anche delle altre. Allora, le prestazioni urgenti. La risposta è garantita dai pronti soccorso regionali con tempi di intervento immediato e comunque sempre entro le 24 ore, assicurando così la massima tutela dei casi clinici più gravi. Prestazioni con priorità U e B. Con ottime performance i tempi di attesa risultano ben al di sotto degli standard nazionali. Il dato 2025 1,5 giorni per la U e 4,7 giorni per la B, con miglioramento costante a partire dal 2023. Prestazioni con priorità D e P. Queste categorie rimangono le più sfidanti, con tempi medi superiori agli standard, ma rappresentano oggi l'area su cui si sta concentrando lo sforzo organizzativo e programmatorio. La domanda crescente, l'incremento significativo delle richieste ha reso più complesso ridurre i tempi nelle classi D e P. È tuttavia da sottolineare che nello stesso periodo l'offerta è cresciuta in maniera costante, più 20% visite oculistiche, 2.545 nei primi 9 mesi del 22, salite a 3.057 nello stesso periodo del 25, grazie anche ai finanziamenti dedicati al recupero delle liste di attesa post-pandemia. In sintesi, il sistema dimostra ottime performance nelle urgenze e nelle priorità brevi, con trend di miglioramento consolidato, mentre sulle prestazioni programmate è in atto un percorso di riequilibrio per rispondere alla domanda sempre più elevata. Di rilievo, infine, sugli elementi di confronto richiesti, l'andamento tra il pubblico e il privato. Entrambi segnano indicatori di miglioramento negli anni, ma il privato accreditato, che va ricordato eroga prestazioni di servizio pubblico, evidentemente a seguito delle misure introdotte dalla Regione per l'abbattimento delle attese, riesce a performare in modo più significativo nelle riduzioni sia nel breve che in differita e programmata. Grazie. Replica, consigliera Capozzi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta. Esprimo al di là di tutto una mia forte preoccupazione anche per quanto confermato rispetto alle aree D e B. Le liste d'attesa per le visite oculistiche pediatriche restano critiche, con tempi che in molti casi superano di gran lunga i tempi previsti dalle priorità cliniche. Si tratta di bambini per i quali la tempestività della diagnosi è fondamentale per evitare conseguenze permanenti sulla vista e quindi non è accettabile che una visita urgente, come è accaduto da segnalazione, venga eseguita dopo diversi mesi.
Inoltre non posso dirmi neanche soddisfatta rispetto alla questione del privato convenzionato, perché lei mi ha detto che sostanzialmente nelle aree D e B continuano a permanere delle criticità su cui state intervenendo, e quindi io l'auspicio è che mi auguro che la Giunta appunto sopperisca a queste criticità, ma questo per impedire un po' quello anche che diceva il collega Cosolini, che qualcuno rinuncia alle cure oppure si rivolga, per chi se lo può permettere, al privato. Grazie.